vara la manovra di bilancio da 18 miliardi che contiene la contestata maggiorazione IRAP, aumento necessario, dicono Calzavara e Zaia. Incontreremo tutte le categorie economiche coinvolte per spiegare cosa cambierà. Ma sulle tasse continua la guerra a distanza di Flavio Tosi con la Lega e Zaia. Il coordinatore veneto di Forza Italia conferma che l'IRAP sarà terreno di battaglia in Consiglio. Intanto il nome di Valeria Mantovan come nuovo assessore regionale resta congelato. 17enne di Marostica in gravissime condizioni, sta smontando con il padre una casetta in giardino quando il tetto ha ceduto e le travi di legno lo hanno travolto. 37enne tossicodipendente, in presa una crisi in strada. Sanitari e vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dei residenti, in 6 sottoposti a profilassi preventiva, è successo a Vicenza. Fino a venerdì non ci sarà tregua in Veneto per il caldo che in 2 mesi ha avuto cifre da record. L'arrivo di alcuni temporali porterà un po' di refrigerio. Incendi in Grecia, contingente veneto di vigili del fuoco partito da Brindisi in auto, 14 pompieri da tutte le province e 7 mezzi. Violenza sugli animali, trovata la gattina con un occhio insanguinato davanti alla porta di casa Villorba. Il veterinario scopre che ha un bullone infilato, la micia operata e salvata. È ufficiale, gli atti processuali del Vajont saranno custoditi nella sede dell'Archivio di Stato a Belluno. La conferma è arrivata oggi dal sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi. Il sindaco di Longarone, questo è coltivare la memoria. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo con le notizie e la politica in primo piano. La Giunta regionale approva la manovra di bilancio da 18 miliardi che contiene la contestata maggiorazione IRAP, aumento necessario, dicono Zaia e Calzavara. Incontreremo tutte le categorie economiche coinvolte per spiegare cosa cambierà, ma in Consiglio regionale si preannuncia battaglia anche con gli alleati. A meno che poi non sia una retroscena di qualcuno che dice che si è arrampicato sugli armadi della Giunta perché non voleva votare, ma posso garantirvi che nessuno ha fiatato e tutti hanno votato. Come al solito. Nessuno ha fiatato durante l'approvazione del bilancio in Giunta, ma qualcuno nella maggioranza è pronto a farsi sentire quando la manovra arriverà in Consiglio regionale. Il bilancio da 18 miliardi e 476 milioni di euro del Veneto contiene un aumento dell'IRAP che porterà nelle casse di Palazzo Balbi una 50 di milioni, un aumento lieve nelle percentuali ma pesante politicamente, tanto che Zaia cerca di smorzare le polemiche con gli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia, ricordando a quanti soldi la sua amministrazione abbia rinunciato non applicando l'addizionale IRPEF. Io capisco che fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce, ma la foresta che cresce sono i 16 miliardi che sono nelle tasche dei veneti sparsi in giro, che avranno utilizzato per fare le vacanze, per cambiare la macchina, pitturare la casa, pagare gli studi ai figli, curarsi, non lo so, ma 16 miliardi io so che nel bilancio della regione non sono mai entrati. Per scelta di questa regione. L'assessore al bilancio Francesco Calzavara circostanzia il campo. L'IRAP aumenta dello 0,1% per 146.694 aziende e dello 0,5% per 37.555. Significa sostanzialmente che un bar pagherà 14 euro in più, un mini market 30 euro in più, una piccola medio impresa di tessuti che fattura 1 milione 88 euro in più. Faremo le audizioni, avremo modo anche di sentire tutte le associazioni di categoria rispetto ad alcune scelte che abbiamo fatto all'interno di questo bilancio, però riteniamo di poterlo spiegare in maniera convincente ed arrivare nella prima decade di dicembre per l'approvazione definitiva in Consiglio regionale. Ma perché il Veneto ha scelto di aumentare l'IRAP e non l'IRPEF? Non puoi sempre pensare che il bancomat sia rappresentato da chi ha più reddito, perché voglio anche ricordare che siamo in un paese nel quale in via di principio le tasse si pagano, quindi quello che ha guadagnato di più comunque in linea teorica ha pagato anche tutte le tasse. Il bilancio ora inizia il suo cammino secondo l'iter amministrativo, un cammino che si annuncia non sempre facile. Penso che sia fondamentale che ad ogni dubbio ci sia espressa chiarezza, l'assessore Calzavara è a disposizione, incontrerà tutti, non solo le parti politiche ma anche gli stakeholders e quindi le parti sociali e le associazioni di categoria. Come mai invece Forza Italia è così critica, ha parlato addirittura di rapina, adesso hanno fatto sapere che in aula non voteranno questo aumento? Guarda, sono stato sorpreso perché credo che figure che tra l'altro hanno amministrato in ruoli regionali dovrebbero comprendere anche quelle che sono le dinamiche. Uscire tranchant così facendo un po' di populismo, insomma, lo trovo un po' così. Siamo già in campagna elettorale. Beh, ma mi pare che Forza Italia, in particolar modo il suo segretario regionale, insomma, sia da un po' in campagna elettorale.
tasse. Continua la guerra a distanza di Flavio Tosi con la Lega e Zaia, il coordinatore regionale di Forza Italia, ribadisce che le cifre del risparmio dei veneti senza addizionale IRPEF sono diverse e conferma che l'IRAP sarà terreno di battaglia in Consiglio. Intanto il nome di Valeria Mantovan come nuovo assessore al posto di Elena Donazzan resta congelato al dopo Ferragosto. Quello è surreale come dato, perché siccome il governatore Zaia governa grosso modo da 14 anni, 16 miliardi vuol dire più di 1 miliardo all'anno di tasse risparmiate. Se consideriamo che l'addizionale IRPEF, che è quello che differenzia il Veneto dalle altre regioni, vale 300 milioni all'anno, 300 milioni all'anno per 14 fa 4 miliardi e 2, non fa 16 miliardi. Quindi i suoi numeri bisognerebbe non buttarli al vento così a caso. Attacco confermato e clima che resta incandescente. Sembra di sentir parlare un avversario politico, non un alleato, ma la situazione ormai da tempo è questa. Il numero 1 di Forza Italia in Veneto ribadisce quanto aveva già espresso nei giorni scorsi sulle cifre del risparmio dei cittadini secondo la bandiera tax free di Zaia e ripete che sull'aumento IRAP gli azzurri in Consiglio regionale non faranno sconti, lanciando anche un sibillino avvertimento alla compagine del Carroccio. È chiaro che Lega e Lista Zaia sono di per sé ampiamente autosufficienti, perché hanno circa 34, se non erro, consiglieri su 51, quindi hanno 2/3 della maggioranza da soli. È ovvio che è una situazione irripetibile, perché un domani la situazione non sarà più questa come equilibri numerici all'interno del Consiglio. E quindi parlare prima con gli alleati, confrontarsi prima con gli alleati, prima di decisioni impattanti e in questo caso non condivise, forse sarebbe un fatto di metodo e di rispetto. Forzisti fuori dalla Giunta e dalle presidenze di commissione, fuori dal governo della regione, insomma una frattura che resta insanabile per l'ex segretario Lega. Se io vengo a leggere dal giornale quello che decide la Giunta regionale, sono il coordinatore regionale di Forza Italia, è chiaro che se non vengono condivisi i provvedimenti poi noi non li votiamo, in particolare un aumento delle tasse. Io mi ricordo che quando c'era chi governava prima di Zaia c'erano periodicamente riunioni con i segretari dei partiti di maggioranza, qua tu vieni a sapere attraverso i comunicati stampa quello che viene deciso. Questione di metodo che non deve essere piaciuta granché nemmeno a Fratelli d'Italia, se i meloniani, per bocca del coordinatore veneto Luca De Carlo, hanno già chiesto un chiarimento sull'IRAP prima di esprimersi. Non hanno potuto fare in giunta perché del partito al momento non c'è più nessuno. Via Elena Donazzan il posto resta vacante, seppur prenotato dai meloniani. E il nome di Valeria Mantovan, la sindaca di Portoviro, in pole position, resta ufficioso e non ufficiale. Girano tanti nomi, nel senso che poi oggi al momento non vi posso assolutamente confermare nessun nome. Siamo in un periodo di riflessione, un ottimo rapporto con Giorgia Meloni, con Luca De Carlo, insomma con Fratelli d'Italia, ed è giusto che facciamo passare queste vacanze estive. Riflessioni sì, perché il piatto è bollente e ha a che fare pure con gli equilibri territoriali. Vedi alla voce Padova, dove un'altra meloniana, la consigliera comunale Elena Cappellini, aspira all'assessorato. E quando il nome di Valeria Mantovani è diventato quasi certo, ha risposto con una foto su Instagram in vacanza e un eloquente "me ne frego". E sempre da Padova tuona anche Alain Luciani, uno della truppa degli ex leghisti passati a Forza Italia, che attacca con un post al vetriolo sull'ipotesi di un secondo assessorato dato alla provincia di Rovigo, dopo quello Cristiano Corazzari. Per la classe politica veneta, scrive: Padova conta meno di Rovigo, con il massimo rispetto per la comunità rodigina, io non ci sto. Zaia conclude: aveva promesso equilibrio politico e territoriale. Spiega allora alla provincia più abitata del Veneto per quale motivo ha indicato un solo assessore padovano su 12 in giunta. E ora la cronaca: in gravissime condizioni un 17enne infortunatosi mentre stava lavorando con il padre in giardino. È ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Bortolo di Vicenza un 17enne di Marostica, vittima di un incidente domestico. Secondo le prime indiscrezioni, il giovane stava aiutando il padre nel giardino della casa di famiglia in via Praelle, zona Panica ai confini con Pianezze. I due stavano smontando una casetta di legno quando verso mezzogiorno il giovane è rimasto gravemente ferito a causa del cedimento del tetto della struttura che gli è rovinato addosso. Sono stati gli stessi familiari del giovane a chiamare i soccorsi. Sul posto il personale sanitario e un elicottero del SUEM che ha trasportato il 17enne d'urgenza in codice rosso al nosocomio vicentino, dove gli sono stati riscontrati un importante trauma cranico e altre ferite. Spetterà ai carabinieri, a loro volta arrivati nell'abitazione, svolgere le indagini per ricostruire le cause e la dinamica esatta dell'incidente. Sanitari e agenti aggrediti a Vicenza.
Il personale intervenuto per un'emergenza diventa bersaglio di una violenta aggressione. Ennesimo brutto episodio contro agenti di polizia locale e sanitari colpevoli di essere intervenuti per soccorrere una tossicodipendente di 37 anni in preda ad una crisi probabilmente derivata da abuso di stupefacenti. È accaduto domenica sera, poco prima delle 23, lungo strada Marosticana. Le urla della donna in strada, in preda al delirio, hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno allertato la centrale della polizia locale, che in pochi minuti ha fatto intervenire 2 pattuglie. Alla vista dei poliziotti la donna è diventata una vera e propria furia, aggredendo e morsicando ripetutamente i 4 agenti. Immediata la richiesta di un'ambulanza del SUAM 118, ma anche il medico ed un infermiere che avevano tentato di calmare la 37enne sono stati a loro volta aggrediti a morsi, graffi e sputi. Alla fine la donna è stata sedata e trasportata in ospedale sotto scorta di 2 agenti che sono saliti con lei in ambulanza. Al termine dell'intervento i 2 sanitari e i 4 agenti sono stati tutti sottoposti a profilassi preventiva, una conseguenza pesante che però poteva essere evitata. Per questo oggi monta la polemica in città. Se gli agenti di polizia locale fossero stati provvisti di taser, l'esagitata poteva essere messa immediatamente in condizione di non nuocere a nessuno, senza particolari conseguenze. Innanzitutto vogliamo esprimere la nostra massima solidarietà agli agenti della Polizia Locale di Vicenza feriti. Per noi è inaccettabile che agenti, magari nuovi assunti, vengano mandati allo sbaraglio in strada. È inaccettabile che siano costretti a una profilassi medica e a vivere la paura, perché un'amministrazione comunale non riesce a garantirgli il minimo di formazione adeguata delle tecniche operative su strada, visto che l'ultimo aggiornamento delle tecniche operative risale a circa 1 anno e mezzo fa. Una mancanza sottolineata dal sindacato e dalle forze politiche di opposizione che avevano chiesto di avviare la sperimentazione nell'uso della pistola elettrica anche da parte degli agenti di polizia locale, una proposta che invece l'amministrazione comunale aveva deciso di respingere. Sono mesi che chiediamo all'amministrazione di dotare gli agenti di strumentazione adeguata, di taser, di scudi per i TSO, di manganello estensibile, ma questa amministrazione pensa tra un taglio di nastro a un evento a garantire la sicurezza dei suoi agenti in questa maniera. Ecco, se non è in grado di garantire l'operatività in tranquillità degli agenti, figuriamoci la sicurezza dei propri cittadini e dei quartieri interi. Sono giornate di caldo intenso, vediamo cosa ci aspetterà nei prossimi giorni. Sarà un Ferragosto in cui le temperature seguiranno l'andamento di questa settimana. Abbiamo temperature effettivamente molto alte, sia le minime al di sopra dei 20 gradi su moltissime zone della pianura, fino anche a 25-26 gradi, e sia le massime attorno ai 34-36 gradi con punte fino a 37 sempre sulla pianura. Ferragosto bollente che non risparmia nessun luogo del Veneto, dalle montagne al mare. Si boccheggia soprattutto in pianura, sfiancati da questa ennesima ondata di caldo africano che attanaglia tutta l'Italia. Nelle prossime ore fino a Ferragosto le città italiane con bollino rosso saranno 22. Per il Veneto ci sono Verona e Venezia. Alte temperature che arrivano a 36-37 gradi di giorno e che non si abbassano nemmeno di notte. Quando registriamo le temperature minime e queste non vanno al di sotto dei 20 gradi si definisce notte tropicale. Ne abbiamo vissute parecchie in questi ultimi 2 mesi in Veneto. All'incirca metà delle notti, una trentina di notti sulla pianura del Veneto, sono rimaste al di sopra dei 20 gradi, quindi definite notti tropicali. Questo aggrava ovviamente l'effetto del disagio fisico, in quanto non permette il raffreddamento degli edifici e anche l'impatto sul corpo umano risulta più importante. Temperature elevate fino a venerdì 16 agosto secondo le previsioni del centro meteorologico di Arpav, ma nel fine settimana dovrebbero arrivare i temporali che porteranno un po' di refrigerio. La situazione cambierà tra sabato e domenica per l'ingresso di aria più fredda dalle zone centro-settentrionali del continente. Avremo quindi un'irruzione di aria fredda a sud delle Alpi che ci interesserà attenuando le condizioni di caldo, riportandoci con temperature sulle medie del periodo. Tra luglio e agosto le ondate di calore hanno messo a dura prova i veneti. Lungo il litorale si sono registrate ben 33 giornate a forte disagio fisico, 25 quelle in pianura tra Padova e Treviso e 18 nell'arco pedemontano.
non osserviamo particolari differenze se non tra le città le zone dell'area pedemontana, le zone di pianura e le zone litoranee, che tendono a essere più umide, forse con qualche grado in meno di temperatura un po' più alta e clima un po' meno umido sulle zone interne. La pedemontana è un caso un po' specifico, in quanto in alcuni casi ha un raffreddamento notturno maggiore, in alcuni casi è addirittura più calda della pianura. È partito oggi alle 13 dal porto di Brindisi un contingente di vigili del fuoco composto da 32 unità, 2 moduli operativi per l'antincendio boschivo per fronteggiare i vasti incendi che da giorni stanno interessando alcune zone boschive della Grecia. Il dispositivo inviato dal Veneto è composto da 2 ispettori della Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, 2 operatori del comando di Treviso, 2 da Venezia, 2 da Padova, 2 da Verona, 2 da Vicenza, 1 da Belluno e un operatore Coem e 7 mezzi. A coordinare il trasferimento il Dipartimento di Protezione Civile su richiesta dell'Emergency Response Coordination Center di Bruxelles. E sono stati denunciati 4 sindaci padovani per aver posizionato degli autovelox lungo una strada regionale. Autovelox ancora nell'occhio del ciclone dopo che la scorsa estate aveva tenuto banco la spinosa vicenda dei Velox di Cadoneghe, record assoluto di multe. Dopo i mesi in cui Fleximan ha imperversato in tutto il Veneto, ora si passa alle vie legali con l'associazione Uso Improprio degli Autovelox, che ha annunciato di aver depositato dai carabinieri una denuncia a querela chiedendo alla Procura Generale della Repubblica e alla Procura di Treviso che si proceda penalmente nei confronti dei sindaci di 4 comuni dell'Alta Padovana attraversati dalla strada regionale 53. Si tratta di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta e Carmignano di Brenta, dove sono stati installati 12 autovelox in un tratto di 15 km, dice l'associazione. Una strada che, sempre secondo la stessa associazione, è ampia e dritta e non pericolosa e dunque percorribile a 70 km orari. I sindaci chiamati in causa si preparano a tutelarsi e non accettano di essere denunciati per aver posizionato strumenti che servono a salvaguardare l'incolumità dei cittadini. I dati parlano chiaro e ci danno ragione. Grazie alla presenza di questi 3 Velox all'interno del nostro territorio lungo la statale SS 53 siamo riusciti a dimezzare di oltre il 50% la velocità in questo tratto viario importante. Oltre a questi dispositivi, come amministrazione comunale ci siamo impegnati per realizzare 2 rotatorie che andranno ulteriormente a rallentare il traffico. Noi come ANCI abbiamo scritto la settimana scorsa al Ministro delle Infrastrutture, al Ministro Salvini, per mettere la parola fine a questo cortocircuito burocratico che di fatto espone i sindaci a queste situazioni sgradevoli, dove da una parte ti viene chiesto di spegnere gli autovelox e di mettere in totale insicurezza la nostra comunità, dall'altra ci sono i sindaci invece che tengono duro e che a fronte della sicurezza stradale sfidano anche i ricorsi e le denunce. Basta rispettare i limiti per non incorrere nelle multe, concordano i primi cittadini, difesi, punto anche dallo sindaco di Treviso Mario Conte, presidente di ANCI Veneto. Io non me la sento di spegnere tutti gli autovelox, di lasciare il via libera a tutti, sono tutti autovelox autorizzati dal Ministero, certificati. Ovviamente non sono omologati perché non esistono i parametri di omologazione, però rispondono a tutti i parametri normativi. Se poi qualcuno vuole speculare e far campagna di acquisto clienti attraverso questi ricorsi e queste denunce e creando queste associazioni, è libero di farlo. La mia coscienza mi chiama però a rispondere alla sicurezza stradale. Il murale dedicato a Paolo Egon, apparso ieri davanti alla sede CONI a Roma, è stato vandalizzato nella notte. L'opera, creata dall'artista laica, è stata deturpata con il colore rosa applicato sulla pelle della campionessa padovana. Intitolata Italianità, l'installazione era stata realizzata non solo per celebrare il trionfo olimpico della nazionale femminile di pallavolo, ma anche per promuovere la lotta contro il razzismo. Unanime la condanna del gesto da parte della politica. E ora parliamo di violenza sugli animali. A Villorba, nel Trevigiano, trovata una gattina con un bullone conficcato in un occhio. Abbiamo trovato un bullone, non so dirvi le dimensioni perché non sono un'esperta di meccanica, però più o meno di queste dimensioni qui, quindi grande quasi quanto un globo oculare, sarà state
1,5 centimetri abbondante di diametro, era all'interno del globo oculare, quindi aveva lacerato la cornea ed era proprio dentro, come se uno avesse iniettato questo bullone nel globo. Un bullone infilato in un occhio, così tutta sanguinante la proprietaria ha trovato la sua gattina Livia di 7 mesi davanti alla porta di casa alle 7:30 di ieri mattina. Pensando che fosse stata graffiata dall'altro gatto, ha cercato di soccorrerla, ma resasi conto che la situazione era grave, ha portato l'amicetta alla clinica oculistica veterinaria del dottor Multari a Fontane di Villorba, specializzata solo in cure dell'apparato visivo. Pareva avesse un pezzo di lamiera nell'occhio che era già compromesso, invece poi la scoperta del bullone e l'incomprensibile dinamica dell'accaduto. Devo dire la verità, una cosa del genere no, la cosa strana è che proprio sia riuscito a entrare dentro la cornea, all'interno proprio del bulbo del globo oculare, non a fianco come magari potrebbe succedere. Quindi il sospetto è che possa essere stato un evento è stato un evento traumatico, c'è stato questo bullone, sicuramente è stato spinto con forte velocità da qualcosa, non sappiamo se volontariamente tramite una fionda o qualcosa del genere o se una macchina passando ha colpito questo bullone per terra ed è stato poi scalzato sfortunatamente dentro l'occhio, quindi non possiamo definire questa cosa qui. Per fortuna l'amicetta Livia sta già bene e si adatterà alla nuova vita in men che non si dica. Una volta rimosso tutto, poi il gatto stava benissimo, ma si è alimentato immediatamente, dopo poche ore che si era svegliato stava bene, faceva le fusa, quindi insomma si è risolta bene, farà una vita normale, poi ovviamente avrà un occhio solo, quindi ci deve un po' stare attenta, però gli animali sono molto più bravi di noi nel sopravvivere e fare una vita normale anche quando sono ciechi, quindi con un occhio se la cavano benissimo. In via Centa a Villorba, comunque, episodi di violenza sugli animali si erano già registrati lo scorso anno. Un altro gatto della proprietaria era stato avvelenato, così come un cane dei vicini. Ferma la condanna del sindaco Francesco Soligo, che invita tutti a denunciare gli episodi e garantisce che sarà fatto ogni sforzo per fare giustizia e supportare chi subisce questi atti vili da parte di sciagurati, ha detto il primo cittadino. Ora è ufficiale, gli atti processuali del Vajont saranno custoditi nella sede dell'Archivio di Stato a Belluno. Penso che sia quello che tutti noi volevamo, noi istituzioni bellunesi, superstiti, sopravvissuti, insomma è il coronamento di un percorso iniziato nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila che ora si concretizza e per noi non possiamo che esprimere soddisfazione. L'archivio processuale del Vajont rimarrà a Belluno, il fascicolo composto da 5.205 documenti sarà custodito per sempre nell'Archivio di Stato di Belluno per onorare la memoria delle vittime del disastro del 9 ottobre 1963. È una bellissima notizia, devo dire che io ho incontrato il sottosegretario Mazzi in cima Grappa nell'ultimo 4 di agosto per la cerimonia che riportava i caduti e devo dire che lì abbiamo accennato al tema, ma oggi la notizia è arrivata. È stato il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi ad annunciare la pubblicazione del decreto firmato dal direttore generale archivi Antonio Tarasco che stabilisce la destinazione del fascicolo. 257 buste di documentazione prodotta sia dal Tribunale di Belluno sia dal Tribunale della Corte d'Appello dell'Aquila, dove tra il novembre del 68 e l'ottobre del 1970 si svolse il processo su uno dei più grandi disastri ambientali causati dall'uomo. Un grande lavoro di squadra. Un grande lavoro di squadra che soprattutto parte da quando abbiamo deciso di digitalizzare tutta questa documentazione, ne sono veramente 257 buste mi pare, un lavoro immane che ha avuto l'Archivio di Stato di Belluno come centro fondamentale, poi la Fondazione Vajont, il Comune di Longarone e tanti altri enti che hanno collaborato e hanno permesso che tutto questo venisse messo a disposizione dell'umanità. Tra qualche settimana la documentazione sarà messa a disposizione nel portale del MIBACT, un altro grande risultato per il quale si è lavorato per lunghi anni. Determinante il monito del presidente Mattarella sulla diga del Vajont. Soprattutto alla luce di quando alcuni mesi fa c'è stata questa notizia, un po' un fulmine a ciel sereno, che ci diceva che tutta questa documentazione doveva tornare all'Aquila. Io penso che sia intervenuto, io non ho certezze da questo punto di vista, ma penso che il presidente abbia contribuito in maniera determinante affinché tutto rimanesse qui e quindi non posso che esprimere un grandissimo grazie anche a lui.
La documentazione era custodita nell'Archivio di Stato dell'Aquila, dove erano iniziati l'inventario e la digitalizzazione, sospesi a seguito del grave terremoto che il 6 aprile del 2009 colpì la città. È chiaro che questa documentazione, che per legge doveva restare dove si era tenuto il processo, è stata una cosa, devo dire, eccezionale, e questa eccezionalità però sono convinto che il Vajont la meritasse, perché questo rappresenta veramente la memoria e l'Archivio di Stato di Belluno la sta conservando in maniera perfetta, e questo ovviamente ci aiuta. Noi è un po' la nostra storia, e la nostra storia è giusta che sia qua. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.